Accusigra. Così grande, così grande, così grande. Ci pensi invece te solo la soletta qua? Per una settimana. O io solo soletta una settimana. Mamma mia. È per questo che dobbiamo arrivare in finale tutti e due, Luke. Mi impicco io. Te capirai. Dormi tutto il giorno. Sì, per una settimana dormo. Mi sveglio il giorno della sfida. Io da sola mi mangio le unghie tutto il giorno. Vado a fare stretching. Mi faccio un pianto. Uno? Solo uno? No, ma guarda che anche se metti che arriviamo e stiamo in case separate, a me per via lo sconforto, eh? Cioè, pensare che è Vabbè, da ottobre che ti vedo tutti i giorni, però da metà dicembre che comunque stiamo sempre insieme, adesso magari non vederti anche per 6 giorni, cioè mi fa strano, capito? È assurdo. A parte la prima settimana che comunque ci siamo visti ogni 3 giorni, più o meno 3-4 giorni, poi siamo stati 4 giorni senza vederci, no? 4 giorni. Sei proprio bella sposa? Ah, ma sei cocciuto, sa? Ma che vuoi? Vi volevo regalare sto lanternone. Per far pace. Ma quando mai avevamo litigato io e te? Vedi, annattene, va? Perché mi tratti così, a Rosé? E pensavo che ero venuto qua. Per farti ridere. E sapessi quanto me va? Leggi un po' qua. Pio. Te la leggo io, sta a sentire. È di mio marito. Te devi fare. Ah, io? Cara moglie, capito? Capito, sì. Abbada come ruzzichi, perché se vengo a sapere che c'è qualcuno che te gira intorno, piglio, vengo... Oh, vedi che c'era un pio? Sei scollegato, Luke. No, vai. Piglio, vengo Perché l'ho a... vista adesso. E ho visto che nemmeno lei sa leggere. Vabbè, ma sì, però... Cioè, quando dice te la leggo io, lei E lui gira fa, pure lei il foglio. Siamo della stessa scuola, scuola. ma è stato tagliato quel pezzo. Però tu veloce puoi fare, te lo leggo io. Giri, lo posi e fai tipo. No, perché dovevo dire, Don Fulgenzio mi ha detto che quello che c'è scritto invece è stato tagliato. Praticamente in questo musical che facciamo io e te, sei te quello che non sa leggere e io sì, capito? È stato tagliato quel pezzo. Quindi risulta che io so leggere e te no. Sì, però tu non lo leggi il foglio, giusto? Sì, lo leggo, lo leggo. Fa la parte che leggi. Vabbè, continua. Poi vedi che c'era un pio? Piglio, vengo a Roma e ve sbudella tutte e due. Ci sbudella. Ma te che c'entri? Ti sbudella a me e a quell'altro. Quell'altro chi? A uno che ci provasse. E che non ci sto a provare? Ruganti, non mi fa pigliare l'urto dei nervi. L'urto dei nervi, no. Non mi fa pigliare l'urto dei nervi. Caro sei, non ti inquietare. Io lo dico così, per scherzo, per farti ridere. E dai, ridi. Faccio così, e dai, fermo, ridi. Stefanaccio. Voglio proprio vedere se sei buono a farmi ridere.
Aspettami. Aspettami de fuori. Mannaggia a me, che arrivo. Roma, ci siamo. Aiutami te, io non ti dico niente, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi ste cose, le combini bene. Roma non fa la stupida, stasera dammi una mano a fargli di no. Prendi tutte le stelle, più brillarelle che poi, e un friccico di luna tutta per noi. Fagli senti che è quasi primavera, manna di meglio grilli per fa cri cri. Prestami il ponentino, più malandrino che c'hai. Roma, Reggio Mermoccolo stasera. Sì? Mamma mia, non te sopporto proprio, non te sopporto, guarda. Meno male Perché che tu andiamo non a sai fare le recitare? prove. Meno male. Metto le scarpe, Pipi. Devi imparare a recitare però. Dai, che ti incazzi? Guarda che quello che ti sto dicendo vale prima per me e poi per te. Ho capito, ma tu... Cioè, io stasera mi sto cagando sotto e oltre a quello che mi hanno detto, voglio vedermi bene il DVD e studiarmelo bene, che se dovessi avere qualche problema mi ricordo là, no? Tu invece così ti dicono e così fai. Cioè, manco se ti impiccano cambi una parola. E questa è la Alice perfezionista. Che devo provare? Quindi pure Alice? Ali, pure tu devi venire. Certo devo venire pure Io ho io. detto solo Luca. Lei già me l'ha visto perché Ah. Non lo sopporto. Portatevelo a casa. Io non ti sopporto. Mamma mia, Luca, guarda. È pesante. Sì. Una Cioè, le volta. sto dicendo, oltre a quello che ci ha detto Patrick, vediamoci bene il DVD e perfezioniamoci, no? No, lei no. Patrick Non è mi ha detto che guarda, devo fare ti sta così e non si Ti sto cambia. dicendo tutte cazzate perché vediamoci il DVD me lo posso vedere anche 350.000 volte, ma tu oggi non ti puoi mettere a cambiare delle cose che Patrick ci ha corretto perché le vuole in questo modo, capito? Non è che mi fa sempre di testa tua. Ma io non faccio mai di testa mia. Vorrei tanto farla. Mamma mia, Sei tu che fai di testa tua. Mamma mia!